Aiello, paese della Bassa Friulana, vicino ad Aquileia e Gorizia, nelle sue borgate espone sulle pareti delle case una grande mostra a cielo aperto. Sono 100 meridiane, gli antichi orologi solari. Cominciamo a scoprirle nel cortile delle meridiane del Museo della Civiltà Contadina. La nostra visita alle Meridiane inizia proprio da questo luogo, dal cortile delle Meridiane del Museo della Civiltà Contadina del Friuli Imperiale, ed è un cortile molto particolare perché sono presenti ben 22 orologi solari che segnano i vari metodi di conta delle ore che l'uomo dall'antichità ai giorni nostri ha utilizzato per misurare il trascorrere del tempo. Quindi troviamo meridiane con il metodo ad ore antico, ad ore canoniche come metodo all'inizio d'uso del 1500, e poi abbiamo meridiane anche ad ore astronomiche, ad ore babiloniche, ad ore italiche, ad ore da campanile ed anche ad ore islamiche. Un numero veramente importante di metodi che sono quelli più conosciuti dall'uomo dall'antichità ai giorni nostri. Dopo aver collezionato per molti anni oggetti dell'agricoltura e dell'artigianato, ho fondato questo museo per metterli a disposizione del pubblico. E noi in questo momento ci troviamo nel settore dei pesi e delle misure che servivano per vendere i prodotti dell'agricoltura. Poi abbiamo ancora tutta una serie di botteghe artigiane che ricostruiscono con i vecchi attrezzi i vari mestieri, dal fabbro al falegname al calzolaio, eccetera. Questo museo è diventato nel corso degli anni, era stato fondato nel 92 e quindi con 6.000 reperti, attualmente ne ha 25.000 ed è diventato il più grande museo etnografico della nostra regione. Siamo nel Museo della Civiltà Contadina del Friuli Imperiale, che vuole raccontare proprio la vita che c'era nei secoli passati in campagna, a partire dai lavori in agricoltura, dalla viticoltura alla bachicoltura, per poi parlare dei tanti mestieri artigianali che facevano parte della vita quotidiana. Qui, proprio dove ci troviamo, c'è una raccolta di macchine sgranatrici delle pannocchie, da quelle semplici fatte in legno a quelle industriali di fine Ottocento, tutta una raccolta di erpici e soprattutto di aratri, partendo da un aratro che abbiamo fatto proprio analizzare, è del 1470. Continuiamo a girare per il paese ammirando questi orologi solari. Siamo giusto fuori del Museo della Civiltà Contadina del Friuli Imperiale qui di Aiello, e a pochi passi dal cancello troviamo una meridiana molto particolare perché è una meridiana a riflessione. Le meridiane a riflessione vengono costruite dove le pareti sono in ombra, dove non batte il sole, e uno specchietto opportunamente collocato permette di trasferire la luce del sole sul quadrante solare dove si può leggere l'ora. Questa meridiana ha una sua caratteristica perché ha una frase voluta dai proprietari di una nota poesia del poeta gradese Biagio Marin, ed è dedicata ai pescatori. Questa meridiana è la meridiana più ammirata del paese di Aiello perché è con un'immagine importante. Abbiamo il simbolo degli Asburgo. Per ben 400 anni Aiello è stato sotto l'impero asburgico, e quindi d'Austria e poi d'Austria ed Ungheria, dal 1516 fino al 1918.
e gli aiellesi sono felici di ammirare questa bella immagine con l'aquila bicipite imperiale che ha sotto la coda una meridiana con un motto importante che sono le prime parole dell'inno di Francesco Giuseppe, ultimo imperatore d'Austria: Serbi Dio l'austriaco regno. In ogni periodo dell'anno abbiamo indicato su questa meridiana un fiore caratteristico. Ad esempio a marzo abbiamo le primole, ad aprile abbiamo le viole, a maggio abbiamo le rose e così via. Ed è una meridiana che sicuramente piace alle donne.